Cosa stia succedendo al Volley Project al momento è difficile da prevedere, perché questa unione di società con la prima squadra denominata Amat Micromeccanica sta galoppando verso il vertice della classifica della B2 femminile, sconfiggendo di giornata in giornata le compagini più titolate del girone, come ad esempio Eurologistica Vispa e N3 Lizzana. E alla voce settore giovanile il vero e proprio progetto pallavolo si sta confermando un'importante realtà. Volley Project dopo 2 anni comincia a prendere veramente forma e le 120-130 atlete hanno coperto veramente tutte le categorie, gestendo non solo la quantità ma cominciando a lavorare anche sulla qualità. Parlando di eccellenza c'è un gruppo di 24 atlete che giocano in Serie D ma anche in Under 16 ed Under 18 allenate da Roberto Checchin e Gianni Candeo. Capiamo meglio di cosa si tratta. Ho preso in mano questa squadra perché è un gruppo giovane, estremamente motivato a fare bene e con buona disponibilità ad allenarsi. Il campionato di Serie D è un campionato che valorizza soprattutto le ragazze un po' più promettenti del nostro giovanile, nel senso che in Under 16 e Under 18 stiamo andando bene, la Serie D è un punto di arrivo, un nuovo punto in cui loro cercano di confrontarsi con delle realtà un po' più difficili. La Serie D è una delle squadre per cui passano, sia per la D appunto che con la B2, che è comunque un'altra realtà dove stiamo cercando di convogliare la crescita di queste nostre atlete. Gioco in Under 16 come campionato fisso, poi qualche volta in 18 e sono nell'organico della Serie D e 16 è un gruppo tutti di 95 e la 18 anche, la maggior parte, c'è qualche 94 e la Serie D siamo in molte giovani. Con delle ragazze l'anno scorso che hanno fatto la terza divisione. È una qualità medio-alta, si sono infatti qualificate per il girone di eccellenza, è una bella sfida, una bella prova, cerchiamo di raggiungere gli obiettivi più alti. E queste sono atlete che puntano direttamente a militare in futuro in Serie B2. Sono belle esperienze che comunque aiutano anche a migliorare e giocando anche con giocatrici e compagne più esperte di me che mi aiutano anche per il mio futuro, mi servirà molto. Sicuramente avere una prima squadra in B2 è una bella prospettiva, però per adesso penso a lavorare bene nelle giovanili e nella Serie D che penso mi possono dare delle grandi possibilità. Ma al Volley Project c'è posto per tutti, ecco quindi che c'è anche un'altra Under 16. Siamo un gruppo in costruzione e siamo insieme, è il primo anno che siamo tutte assieme e appunto stiamo lavorando per migliorare sempre di più e anche per fare meglio nella prossima fase di campionato, nella seconda fase. Ed infine una terza divisione. Siamo a metà bassa classifica ma siamo ancora agli inizi, stanno crescendo, noi siamo contenti di quello che stanno dando. L'unione delle società, quindi il Volley Project, ha portato proprio a un mini volley molto più numeroso. Parliamo di una ventina di bambine, l'Under 3 che fa anche l'Under 12, l'Under 13 è un po' meno affollato come gruppo, però è un gruppetto di ragazzine molto volenterose, tutte 98, che possono nel futuro dare delle buone soddisfazioni. Il Volley Project oggi non è più una promessa, bensì una realtà.